Prima la rapina, poi il parapiglia con spintoni e urla al pronto soccorso davanti a 62 persone in attesa. La quarantenne già in stato d'arresto è stata portata in carcere. Latitante, il complice del colpo alla sala slot. Scontro politico e accuse incrociate in Consiglio Comunale. La manovra sulla variante per la capinovia non è per nulla chiaro quando si finirà. A luglio riapriranno al pubblico i topolini numero 4 e 5, assicura l'assessore ai lavori pubblici Lodi, dopo la raffica di chiamata Tele4. A brevissimo anche apre la Bo Beach. Tirso, possibili novità sul nuovo acquirente della ditta dal vertice odierno, intanto però i licenziamenti delle maestranze vanno avanti. Bilancio della finanziaria regionale Friuli cresce a 241 milioni il capitale investito, 51 milioni gli interventi a favore delle imprese. Timori per i contraccolpi sulla viabilità di Muggia Aquilinia con il nuovo terminal Adria porta all'ex Aquila. Il PD scrive all'autorità portuale chiedendo un impegno in materia. La pallamano Trieste è pronta a ripartire nella massima serie nazionale. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora una volta con la cronaca. Prima la rapina, poi il parapiglia al pronto soccorso di Cattinara che ha spaventato decine di pazienti nella sala d'aspetto. La vicenda riguarda la quarantenne italiana arrestata per la rapina alla sala slot di Via Giulia. Il complice e compagno della donna è noto ai carabinieri ma è ancora latitante. È finito con un parapiglia in pronto soccorso l'arresto della quarantenne che insieme con il compagno ancora latitante aveva rapinato la sala slot di Via Giulia, mentre l'uomo, noto ai carabinieri per altri precedenti analoghi, è riuscito a scappare con il bottino di 1.000 euro prelevato dalla cassa. La donna italiana è stata bloccata dal titolare dell'attività gestita da cinesi per poi divincolarsi e dare vita a una colluttazione che ha trasformato il reato da furto a rapina impropria. Poi la malvivente, stando a quanto riferito con problemi di salute mentale, è stata trasferita agli arresti al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, ma le scene da panico non sono finite. Dopo un certo periodo d'attesa, la donna è andata in escandescenze, scatenandosi con pianti, urla e spintoni davanti alle facce allibite e spaventate delle altre 62 persone in attesa di visita che in quel momento popolavano la sala d'aspetto. È stato necessario l'intervento di 4 carabinieri per riuscire a fermare la donna, che in seguito è stata trasferita alla casa circondariale del Coroneo. Una scena a cui hanno assistito anche alcuni nostri telespettatori che hanno chiamato allarmati la redazione. Si stringe invece il cerchio attorno all'uomo, di cui i militari dell'Arma conoscono già le generalità. Come abbastanza evidente dalla dinamica, la rapina alla sala slot nulla c'entra con il colpo alla gioielleria del centro commerciale Giulia, opera di una banda di professionisti sudamericani. Il fatto però che entrambi i colpi siano avvenuti nella stessa via ha allarmato non poco i commercianti della zona. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trieste via Ermet hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino italiano sessantenne originario della provincia di Bari, allo stato sottoposto a detenzione domiciliare. I militari si erano presentati presso la sua abitazione per verificare il rispetto delle prescrizioni, ma nonostante avessero ripetutamente citofonato, l'uomo non aveva risposto e contattato telefonicamente risultava vago. Gli agenti si sono messi immediatamente sulle ricerche dell'evaso, che veniva pochi minuti dopo rintracciato sulla pubblica via. Dichiarato in arresto per evasione, i carabinieri hanno condotto l'evaso presso il proprio domicilio in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Botta e risposta fra il patriota Marcelo Medau e il dem Francesco Russo sul tema della cabinovia. Riprende il confronto in aula, ma ancora non vi è un accordo sui tempi per l'approvazione della variante. Il Partito Democratico, ma soprattutto adesso Trieste, dovrebbero un po' rendersi conto che stanno ostacolando tutto il lavoro comunale ed è vergognoso. L'assessore Rossi oggi dice o si va a Montegrisa o quest'opera è inutile, ma sappiamo che Fratelli d'Italia non fa altro che bombardare in regione il presidente Federica e qui in comune la maggioranza guidata dal sindaco di Piazza. Ormai il tema non è più quello della cabinovia in sé o nello specifico della variante urbanistica all'esame del Consiglio, ma lo scontro politico in atto a più livelli
Fratelli è con più sfaccettature. Dalla maggioranza le bordate partono per l'ostruzionismo in aula di PD e adesso Trieste, dall'opposizione arrivano i siluri sulla tenuta stessa del centrodestra sotto scacco, secondo i Dem, dell'egemonia di Fratelli d'Italia. È così che riparte nella doppia seduta odierna l'esame dell'Aula sulla caterva di osservazioni arrivate in comune sul progetto dell'impianto a fune. Oggi doppia seduta, domani si prosegue, ma senza avere ancora chiaro quando si finirà. Intanto tutti gli altri provvedimenti, dalla variazione di bilancio da 37 milioni di euro al tema dell'asilo di Roiano, rimangono al palo. Chiedo un senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza soprattutto. Io sono convinto che un punto dobbiamo trovarlo per forza, non è possibile andare avanti così con questa lentezza, con questo ostruzionismo che non porta da nessuna parte, insomma, no? Quindi lavoreremo, staremo in aula, insomma, finché non portiamo a casa, ma è importante anche che si trovi questo punto di caduta, se no diventa un po' un problema per tutti, nel senso non per noi, ma soprattutto stiamo ostacolando il lavoro del Comune e non credo che questo sia positivo per nessuno. Insomma. In 5 sedute di Consiglio Comunale soltanto il centro-sinistra ha provato a dare voce ai dubbi dei cittadini, si è visto anche con un referendum, il 73% dei cittadini sarebbero contrari a quest'opera, quindi anche oggi temo che non riusciremo a convincere i colleghi di centrodestra a risponderci. Fatto sta che noi andiamo avanti. Poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità, perché bloccare un comune così facendo un mero ostruzionismo io non penso che sia ottimo per nessuno. Insomma, teniamo presente che questa opposizione dice no a tutto, no al portovivo, no alla scuola, no alla palestra, no alla cabinovia, insomma non si può andare avanti solo con dei no, insomma chiedo un po' di responsabilità da parte dell'opposizione. Ad esempio il centrodestra è un anno che non riesce a sbloccare la situazione dell'asilo di Roiano, ci sono 66 famiglie che aspettano di sapere se potranno usare quell'asilo e non potranno usare anche il prossimo anno. Sono loro che sono intestarditi su un progetto che è stato presentato dal sindaco 5 anni fa, proprio negli studi di Tele4, era maggio del 2020. Non hanno messo neanche un bullone e adesso dicono a noi che stiamo bloccando l'opera. Studenti senza acqua da giorni al campus X di Trieste dopo che nell'impianto idrico della struttura è stata rilevata la presenza del batterio della legionella. Chiedo scusa. Lo studentato universitario, una struttura privata da 290 posti letto, dispone anche di un'area adibita ad hotel ed è qui che a fine maggio 2 ospiti avrebbero manifestato lievi sintomi di infezione. Su indicazione dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina è stata quindi sospesa l'erogazione dell'acqua per l'intera struttura, onde per effettuare ulteriori indagini e sanare l'impianto. L'azienda che gestisce il campus, inaugurato lo scorso autunno, ha quindi interrotto il servizio alberghiero, come riportano le note, ma ha tenuto aperto lo studentato trovando soluzioni tampone per i ragazzi presenti. Sono stati predisposti bagni chimici, docce e spogliatoi divisi tra maschi e femmine, sospeso nel frattempo per tutti il canone di locazione dal 1° giugno e fino al completo ripristino dei servizi. Agli studenti vengono offerti acqua potabile e più pasti al giorno per sopperire al disagio. Ora il punto sullo stato di avanzamento dei lavori ai topolini di Barcola con l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Dopo la raffica di chiamate e mail a Sveglia Trieste sui topolini di Barcola, con molti triestini che chiedono chiarimenti sullo stato dei cantieri e sulla riapertura degli stabilimenti balneari pubblici, ecco la risposta dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Abbiamo avuto dei lavori importanti su topolini, ne abbiamo ancora, sono lavori che hanno riguardato il sistema fognario, la risistemazione e risistemazione completa della pavimentazione e della parte spogliatoia, erano molto danneggiati. 2 topolini li consegneremo adesso intorno a metà luglio, gli altri più successivamente. Ovviamente auspichiamo che grazie all'impresa si riesca poi a riconsegnarli subito successivamente dopo, comunque entro l'estate. Comunque 2 li avremo a metà luglio. In particolare i primi 2 ad essere riaperti saranno i numeri 4 e 5, mentre quelli che saranno disponibili più avanti nel corso della stagione estiva saranno i numeri 6 e 7. Imminente anche la riapertura della Bow Beach dedicata ai possessori di cani. Come adesso intorno a metà giugno, fine giugno, avremo anche la consegna alla città in via provvisoria della Bow Beach. Bow Beach verrà utilizzata già da quest'estate, poi i lavori termineranno, quindi i lavori definitivi con la scala definitiva, i flangiflutti definitivi verranno fatti successivamente alla Barcolana, ma intanto daremo anche una risposta ai nostri amici a 4 zampe.
Si apre uno spiraglio, per quanto flebile, nella vicenda della Tirso. Al vertice odierno con sindacati e Confindustria, l'imprenditore Parodi ha ventilato l'ipotesi di un nuovo acquirente. È uscita una novità di alcuni giorni fa che c'è un interessamento da parte di un'azienda nel settore della metalmeccanica. Chiaramente questo potrebbe dare un respiro più lungo alle lavoratrici e lavoratori sulla trattativa. Rimane però problematico la questione del licenziamento collettivo. Una notizia buona e una cattiva nell'avvertenza Tirso dal vertice di oggi tra azienda, sindacati e Confindustria. Quella buona è che si profila all'orizzonte un possibile nuovo acquirente, così come ipotizzato dall'imprenditore Parodi nel corso dell'incontro. Quella cattiva è che la procedura dei licenziamenti collettivi va avanti comunque e sarà avviata dal 15 luglio per 160 tra lavoratrici e lavoratori, ma la pur debole speranza dell'intervento di un nuovo compratore dell'attività tessile delle Noghere entro il 30 settembre potrebbe sospendere la procedura. Se entro il 30 di settembre ci sarà concretamente questo nuovo acquirente, magari le pratiche di licenziamento potranno essere sospese, questo ci hanno detto, quindi la speranza è l'ultima a morire. Durante il vertice erano in tanti dipendenti, in gran parte donne tra i 50 e i 60 anni d'età, a manifestare nel presidio promosso da rappresentanti sindacali. I tempi sono stretti, la Regione Confindustria si stanno adoperando perché questa trattativa, questo interessamento abbia dei risvolti positivi. L'impegno nostro delle sigle sindacali sarà monitorare l'andamento della trattativa e garantire la piena occupabilità di tutte le lavoratrici e lavoratori della Tirso in questo momento. L'Assemblea degli azionisti di Friuli ha approvato oggi il bilancio 2024 che mostra risultati in crescita sul fronte del capitale investito e conferma l'impegno della finanziaria regionale per lo sviluppo di progetti sostenibili. Continuiamo ad investire sulla nostra holding regionale, convinti di come il lavoro che è stato fatto in questi anni sia un lavoro che offre al territorio occasioni concrete di sviluppo. Il bilancio 2024 di Friuli, approvato dall'Assemblea degli azionisti, ha visto il capitale totale investito raggiungere la cifra record di 241 milioni di euro, in crescita del 13,7% rispetto all'anno precedente. Il dato è di particolare rilievo se si pensa che tali misure sostengono oggi 85 imprese partecipate che realizzano un fatturato pari a circa 3 miliardi e 300 milioni, impiegando oltre 11.800 dipendenti in Friuli Venezia Giulia. Nell'arco dei 12 mesi dell'esercizio Friuli ha poi investito complessivamente 51,1 milioni di euro nell'ambito di 17 interventi realizzati, in linea con l'ultima sessione di bilancio. Anche quest'anno abbiamo un record, abbiamo investito più di 50 milioni sul territorio, di cui almeno 12 in mini bond, che si conferma uno strumento importante per la finanza delle nostre piccole e medie aziende. Sul fronte dei risultati finanziari, il 2024 ha consolidato la rilevante crescita dell'utile a 11,2 milioni di euro. C'è una sfida importante che è quella dell'innovazione finanziaria, dove appunto Friulia è strategica nella messa a sistema di tutte le iniziative, penso soprattutto agli strumenti finanziari innovativi appunto che sono disponibili in questo momento, per creare anche un'educazione finanziaria sul territorio. Forte preoccupazione da parte del Partito Democratico per l'impatto sulla viabilità ordinaria del terminal portuale ungherese in costruzione all'ex Aquila. Il Circolo di Muggia ha inviato una lettera in cui chiede chiarimenti in materia all'autorità portuale, al COSELAC e al Comune di Muggia. Negli ultimi 2 anni si è parlato molto del terminal Adriaport, soprattutto per quel che riguarda i finanziamenti per i banchinamenti grazie al PNRR. Si è parlato di rendering, di traffici, però un grande assente nelle tematiche trattate è il discorso della viabilità. Lettera aperta del PD muggesano guidato da Fiorella Bencic all'autorità portuale per chiedere chiarimenti sull'impatto che il futuro terminal Adriaport all'ex Aquila, il progetto ungherese, avrà sulla viabilità ordinaria. Dopo il banchinamento, infatti, a breve si passerà
passerà alla fase operativa di costruzione del nuovo terminal multifunzione destinato a ospitare traffico navale a prevalenza con traghetti ro-ro e quindi trasporto su camion. Il PD, con il capogruppo in Consiglio Comunale Francesco Bussani, ha chiesto all'Authority di confermare che il traffico pesante non interferirà con la viabilità ordinaria, che l'accesso al terminal avverrà solo tramite l'ingresso nord e che quello sud funzionerà solo per le emergenze, e di confermare dunque che le intese con il Comune di Muggia in questo senso non verranno modificate. Come circolo del Partito Democratico di Muggia abbiamo deciso di mandare una lettera all'autorità portuale, al COSIL e al Comune di Muggia per chiedere il rispetto di quegli accordi del 2009 che prevedono specificamente il fatto che il traffico in uscita da e per il terminal Adriaport non debba interessare la viabilità attuale, quindi via Flavia. E due, che l'ingresso sia soltanto quello a nord, mentre quello a sud, quindi verso la Valle delle Noghere, sia destinato soltanto a situazioni di emergenza. Inoltre chiediamo anche conferma che non c'è alcuna volontà da parte degli attori coinvolti di modificare gli accordi del 2009. La Pallamano Trieste ha presentato il primo acquisto in vista della partecipazione alla A1 Gold e rinnovato l'accordo con il main sponsor, l'Hotel Urban. Arriva dal Barcellona il primo fondamentale rinforzo per la Pallamano Trieste, che dopo la promozione si appresta ad affrontare il campionato di A1 Gold. Si tratta del centrale spagnolo Jaume Puyol, giocatore di classe e grande leadership che guiderà l'attacco della formazione di Andrea Carpanese. Era capitano nella prima divisione d'onore spagnola, 27 anni, un centrale con grande dinamicità e soprattutto una grande personalità sia in spogliatoio sia in campo. Questa squadra ne avrà senz'altro bisogno. Puyol è un acquisto veramente importante, un acquisto che abbiamo fatto fatica ma siamo riusciti a convincerlo a portare in Italia, e questo è il primo passo. Poi da questo inizieremo pian piano a allestire la squadra con la conferma dei triestini e tutto quanto. La presentazione del nuovo acquisto da parte del direttore sportivo Giorgio Veglia è arrivato in occasione della conferenza stampa prestagionale in cui è stato presentato il rinnovo dell'accordo con l'Hotel Urban come main sponsor della società biancorossa, vincitrice di 17 scudetti e che vuol tornare a stupire al massimo livello. Ci confermiamo anche quest'anno come sponsor alla pallamano dopo la stupefacente che nessuno si aspettava dello scorso anno. Questo è uno sport che a me personalmente appassiona da molto tempo e so che non ancora è ancora apprezzato e seguito da molti, e mi auguro che grazie anche l'anno scorso, tutta la vittoria del campionato, quest'anno la Serie A Gold, si riesca anche a riempire sempre il palazzetto, che sia sempre più apprezzato dalla città. Quanto alle altre iniziative, è pronta a scattare la sagra sul piazzale del Palasport di Chiarbola dal 18 al 22 di giugno e dal 25 al 29, mentre a partire dal 23 luglio inizierà la preparazione atletica con il nuovo innesto di Andrea Coronica, già capitano della Pallacanestro Trieste, che sarà il preparatore ufficiale della squadra. Prime amichevoli a Ferragosto a Chiarbola con un quadrangolare a cui hanno già aderito le formazioni croate di Parenzo e Umago, mentre si attende la conferma di qualche big del panorama nazionale. Secondo colpo di mercato per la pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie A1 femminile 2025-2026. È stata ingaggiata l'attaccante mancina Malia Allen, nativa di Irvine in California, classe 2002. Ha indossato la calottina della University of California Los Angeles dal 2021 al 2024. Nella stagione 2024-2025 è passata al Panionios di Atene, con il quale ha raggiunto i quarti di finale di Eurocup, arrendendosi proprio al Dezan. Nel 2025 ha esordito con la nazionale degli Stati Uniti, una delle più forti al mondo, in World Cup, e adesso inizia una nuova avventura in alabardato. Sono entusiasta, afferma la ragazza californiana, non vedo l'ora di unirmi al gruppo, cercherò di dare il mio contributo per tentare di arrivare il più in alto possibile. Sono ansiosa di conoscere le mie nuove compagne di squadra e l'allenatore, cercherò di imparare più cose possibili da loro. Rimanete con noi perché adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con parecchi altri servizi, per cui restate in nostra compagnia e ci vediamo fra un po'.
Rientriamo in studio. Il campionato mondiale della vela classe Melges 24 sbarca a Trieste grazie all'impegno dello Yacht Club Adriaco. I grandi della vela daranno battaglia nel golfo della nostra città. L'ultima tappa è stata San Francisco, dopo San Francisco arriva Trieste. È stato un lavoro notevolissimo. Arriva a Trieste la 27esima edizione del Melges World Championship, in scena dal 19 al 27 settembre. Lo Yacht Club Adriaco riporta così la grande manifestazione nel capoluogo regionale a distanza di 40 anni. Un mondiale con atleti da 16 nazioni, fra cui Stati Uniti, Cile, Canada, Gran Bretagna, oltre 70 equipaggi e 500 persone fra regatanti e addetti ai lavori. Adesso, seconda fase, organizzare, fare, curare i dettagli, ospitalità, alberghi, eventi di livello, una settimana che sarà bella per chi partecipa ma anche per chi viene a vedere. La classe Melges 24 è considerata l'eccellenza per la vela One Design. Regatando ad armi pari, a prevalere è solo l'aspetto umano e la capacità dell'equipaggio. Allora, sono barche tutte uguali, conta moltissimo la messa a punto e l'affiatamento dell'equipaggio, quindi ci sono tante categorie One Design, ma questa ha messo assieme veramente delle personalità fortissime. Sarà veramente interessante vedere questo. Sarà anche interessante vedere il fatto che mettiamo in mare 2 equipaggi triestini di ragazzi che hanno meno di 25 anni. La presenza del campionato del mondo nel mese di settembre dà impulso non solo al movimento velico locale, visto che i partecipanti alla regata vorranno visitare Trieste prima della gara per conoscere le possibili condizioni di vento e i segreti del golfo. Infatti inizio settembre, dal 5 al 7, nella Coppa Tito Nordio, sempre lo Yacht Club Adriaco, si darà il via all'ultimo test agonistico per tutti i pretendenti al titolo mondiale. E poi la Regione è vicina a queste società in tante maniere, aumentando appunto l'efficienza delle loro sedi in maniera ecocompatibile, dando contributi a eventi come questo ecocompatibili, oppure con promoturismo dando importanti contributi affinché il nome di Trieste sia conosciuto ancora di più, e della nostra regione ovviamente, in tutto il mondo. Il Comune ha messo la sua parte, è coorganizzatore dell'evento, il Comune come assessorato allo sport è lieto ed abbraccia ogni volta eventi di questo genere perché vanno a crescere la risposta sportiva di una città che è già sportiva di suo, e quindi lo vediamo attraverso queste società che a un livello professionale molto alto permettono di portare eventi di carattere mondiale in città. Questa mattina è stata presentata la stagione del Rossetti a Miramare. Con Podrecca on the road prenderà il via la stagione del Rossetti a Miramare, che oggi è stata presentata. Lo spettacolo delle celebri marionette è in programma dal 18 al 20 luglio. Il resto del cartellone, sotto lo slogan notturno shakespeariano, comprende momenti ben consolidati. Il concerto al tramonto del 28 luglio, Mozart, Mendelssohn, Bartholdi, e il concerto all'alba del 3 agosto, Mozart e Stravinsky, entrambi in collaborazione con il Teatro Verdi. È suddiviso in 2 momenti, dal 22 al 27 luglio e dal 29 al 3 agosto, il notturno shakespeariano, che è la versione 2025 di Shakespeare in the Park. Il risveglio dei sensi, che è l'immagine che viene raccontata anche dal parco al Castello del Miramare. È un momento per noi assolutamente magico, grandi storie shakespeariane in un luogo indimenticabile. Quest'anno vedremo un lato oscuro, un lato più notturno di Shakespeare, e nel notturno del parco penso che sarà un'esperienza meravigliosa. Dunque l'appuntamento col Bardo torna, affidato come sempre agli attori della Compagnia dello Stabile, con innesti importanti come Lara Comara, ma torna rinnovato, come hanno sottolineato Paolo Quazzolo ed Elena Pelaschiar, docenti universitari che da tempo collaborano con il Teatro Stabile regionale. Con dei testi nuovi, con delle opere nuove, anche meno note e meno rappresentate. Il tema che ci siamo prefissi in questo notturno shakespeariano è quello di indagare le coppie che scoppiano. Certe volte nelle pieghe del testo, se vogliamo alle spalle dei personaggi principali, anche se qui vedremo anche personaggi molto famosi e molto noti dell'universo, del cosmo shakespeariano, ma nelle pieghe del testo spesso si trovano chicche e passi molto importanti anche per la struttura integrale del testo e per il canone shakespeariano, ed è lì che siamo andati un po' a sfrucugliare. Parte questa sera il Festival dell'Operetta, ancora al Rossetti.
La partitura di Cincillà doveva essere scritta da Giacomo Puccini, che però morì prima di mettervi mano, per cui una delle operette italiane più famose porta la firma musicale di Virginio Ranzato sul libretto di Carlo Lombardo, nome e nume tutelare della piccola lirica nazionale. Ed è proprio Cincillà il titolo scelto dall'Associazione Internazionale dell'Operetta per aprire quest'anno l'edizione 2025 del festival, e non poteva essere diversamente considerando che appunto Cincillà compie 100 anni. Lo spettacolo, ieri la prova generale cui si riferiscono le immagini, andrà in scena questa sera e domani al Politeama Rossetti in un'edizione affidata ad Andrea Binetti per l'adattamento e la regia. La trama è molto semplice: a Macao il principe e la principessa ereditari non hanno ancora consumato il matrimonio e questo getta nello sconforto l'intera città, perché per legge tutti devono astenersi. Profittando della presenza di una troupe cinematografica, il mandarino chiede a 2 attori di svezzare i giovani sposi con conseguenze immaginabili e divertenti. In scena accanto a Binetti una compagnia che si annuncia impeccabile: Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Francesco Scalas, Gualtiero Giorgini, Alessio Colautti, Giulian Sgherla e Giulio Gessi. Sul podio della FVG Orchestra il maestro Romolo Gessi, Andrea Mistaro dirige il coro, numeri coreografici di Noemi Gaggi e Luca Miklausig. La produzione è diretta da Rossana Poletti, le scene e i costumi sono forniti dal Teatro Verdi. Teatro Verdi che il 19, 20 e 22 luglio metterà in scena la seconda produzione in cartellone, ovvero Al Cavallino Bianco. Il Festival dell'Operetta si completa con 3 concerti: le più belle canzoni della radio e della televisione il 31 luglio in Piazza Verdi, dall'Operetta ai cantautori l'8 agosto al Giardino del Museo Sartorio e il 12 agosto ancora in Piazza Verdi con Buon compleanno Strauss per celebrare i 200 anni dalla nascita del compositore austriaco. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, vi diamo appuntamento per quanto riguarda l'informazione consueta a Sveglia Trieste domani alle 7 del mattino. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e arrivederci.